Sono incalcolabili i danni all'agricoltura provocati dagli incendi. La Regione è mobilitata per andare incontro alle comunità con rapidi ristori degli ingentissimi danni subiti. Grave carenza di sangue negli ospedali di Carbonia e Iglesias, appello della ASL ai cittadini affinché donino il sangue presso le strutture trasfusionali tutti i giorni feriali dalle 8 alle 12. Nuove nomine di parroci nelle chiese del Sulcis. Tra i nuovi parroci c'è Antonio Mura che torna nel Sulcis a Portoscuso dopo l'esperienza di 6 anni da rettore del Seminario Maggiore di Cagliari. Cristoforo Luciano Piras è stato confermato presidente del GAL. Il nuovo consiglio di amministrazione del gruppo di azione locale si è insediato nei giorni scorsi. Buon martedì 27 luglio 2021 a tutti i telespettatori di Canale 40, ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale che anche oggi andiamo ad aprire parlando di incendi. Serviranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi e la macchia mediterranea distrutti dalle fiamme che hanno raggiunto pascoli, ulivi, capannoni, fienili con le scorte di foraggio e mezzi agricoli ma anche ucciso animali. Danni incalcolabili all'agricoltura negli oltre 20.000 ettari andati a fuoco, secondo quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti. Ha visto arrivare il fuoco e l'ha sfidato perché rischiava di perdere il suo bestiame, 400 pecore, che è riuscito a mettere in salvo ma ha perso un capannone, 2 cavalli e 180 balle di fieno. Abbiamo tentato 2 volte, ha raccontato all'ANSA Dante Casula, allevatori di Cuglieri con il bestiame a Sennariolo, con pompe e altri sistemi. Alcuni focolai sono ancora attivi, ma la situazione sembra essere sotto controllo nei 2 fronti del gigantesco rogo che nelle ultime ore ha devastato il Montiferru nell'Oristanese, raggiungendo anche l'Ogliastra. Restiamo sulla pagina degli incendi e sentiamo le dichiarazioni dell'assessore regionale dell'ambiente Gianni Lampis che ieri ha effettuato un sopralluogo nei comuni più colpiti dagli incendi che stanno devastando l'isola. Vediamo insieme. Nel sopralluogo di stamattina abbiamo avuto modo di incontrare gli amministratori locali dei comuni di Sant'Ullussurgiu, di Scano di Montiferro, di Sennariolo e tutte le altre comunità che in questo tragico incendio sono state colpite. Abbiamo ribadito la vicinanza e la solidarietà della politica regionale, della giunta regionale, ma soprattutto abbiamo messo in campo già i primi atti per provare a scrivere insieme ai territori il percorso di ricostruzione. Già ieri la giunta regionale ha dichiarato lo stato di emergenza e siamo certi di poter contare anche sul supporto del governo nazionale. Il Presidente della Regione ha già comunicato ieri che chiederà al Presidente del Consiglio dei Ministri di avere delle risorse specifiche all'interno del PNRR per avviare questo virtuoso processo di forestazione della Sardegna e questo naturalmente non dovrà farci abbassare la guardia rispetto a quelle che sono le priorità anche in termini della prevenzione e della gestione dell'emergenza. Oltre ai 3 Canadair che il Dipartimento ci ha assegnato sono stati qui in Sardegna ulteriori 4 unità e oggi ne sono arrivati altri 4 dalla Francia e dalla Grecia. La Regione accelera le procedure per garantire alle popolazioni colpite dai roghi un rapido ristoro dei danni. Si è riunito ieri pomeriggio il Comitato Operativo Regionale, presieduto dal Capo della Protezione Civile Antonio Belloi, per elaborare lo schema operativo necessario per la perimetrazione del rogo, la valutazione dei danni e per la predisposizione della relazione tecnica necessaria per il riconoscimento dello stato emergenza nazionale a seguito della dichiarazione di stato di emergenza regionale già deliberato dalla Giunta. Abbiamo accelerato le procedure, ha detto il Presidente Cristian Solinas, per abbattere tutti i tempi tecnici e burocratici e abbreviare i passaggi che ci consentiranno di erogare i ristori ai cittadini e alle aziende per il risanamento degli edifici pubblici e privati per una ripartenza che vogliamo tutti sia rapida. Per questo motivo il COR ha anticipato i tempi ancora prima che venga chiuso lo scenario emergenziale. Andiamo avanti e restiamo sempre sul tema. La Coldiretti Sardegna sollecita subito la ricognizione dei danni e la rilevazione dei dati. Vediamo il servizio.
Subito la ricognizione dei danni e la rilevazione dei dati per poi attivare la misura 5.2 del programma di sviluppo rurale per sostenere le aziende colpite dall'incendio. E questa la richiesta di Coldiretti Sardegna all'assessorato dell'agricoltura dopo l'incendio del Montiferru e della Planargia, che ha mandato in fumo, secondo una prima stima, oltre 20.000 ettari, molti ricoperti da lecci, roverelle e sughere secolari. È fondamentale agire subito e non lasciare che si spengano i riflettori e ci si dimentichi delle vittime di questo violento incendio, ha dichiarato il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Qualbu. Per questo è importante attivare a strettissimo giro una task force di tecnici di Argea che sul posto rilevino i dati delle perdite, quantificando le stesse in modo tale da attivare la misura 5.2 del PSR che consenta di sostenere le aziende che hanno subito le perdite. È uno strumento che potrebbe dare una grossa mano, ha sottolineato il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba. Si tratta in questo caso di una calamità naturale, garantirebbe interventi per il ripristino dei danni subiti, animali morti, perdita di foraggio, strutture, recinzioni, oliveti al 100%. Una misura che va attivata nell'immediato e a burocrazia zero, mirata per le aziende che hanno subito i danni. Coldiretti Oristano, con tutta la sua struttura e guidata dal presidente Giovanni Murru, è in campo per fare una prima ricognizione dei danni. Inoltre si sta per coordinare insieme alle altre federazioni Coldiretti di tutta la Sardegna per l'arrivo di camion di foraggio. Nel ringraziare i vigili del fuoco, protezione civile, volontari e tutte le persone impegnate da ore per far fronte alla catastrofe in corso nell'Oristanese, i gruppi di minoranza in Consiglio regionale chiederanno nella riunione dei capigruppo convocata per questo pomeriggio che i lavori di tutta l'Assemblea siano dedicati nei prossimi giorni all'emergenza che sta mettendo in ginocchio intere comunità dal punto di vista economico ed ambientale. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, Progressisti e Liberi e Uguali Sardegna, che proseguono. Sono indicate risorse certe e immediabilmente erogabili per dare sostegno alle popolazioni colpite, alle imprese e alle amministrazioni comunali, in particolare per i primi interventi di riassetto territoriale. In queste ore le priorità devono essere queste. Cambiamo decisamente argomento. Negli ospedali di Carbonia e di Iglesias c'è grande carenza di sangue, sia per il calo fisiologico delle donazioni, sia per l'aumento dei politraumi legati alle vacanze che comportano interventi chirurgici con relativo ricorso a trasfusioni. La ASL di Carbonia rivolge un appello urgente ai cittadini affinché vengano a donare il sangue presso le strutture trasfusionali di Carbonia e di Iglesias tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle ore 12:30. Non è richiesta la prenotazione. Per donare il sangue bisogna essere maggiorenni, pesare almeno 50 kg ed essere in buono stato di salute. Prima della donazione il donatore verrà valutato da un medico esperto in medicina trasfusionale. Tutti i donatori riceveranno adeguato ristoro. Ed ora diamo uno sguardo al consueto aggiornamento regionale sui dati da Covid-19. Sono 209 i nuovi casi di positività al coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna su 2.187 test eseguiti, con una percentuale del 9,56%. Non si registrano nuovi decessi. I ricoveri ospedalieri sono 64 pazienti in area medica, più 11 rispetto al report precedente, e 10 in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 3.416 le persone in isolamento domiciliare. Bentornati in studio. Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ha chiuso il bilancio con 2 milioni di euro in attivo, i ruoli più bassi della Sardegna. Vediamo tutti i dettagli in questo servizio. E di oltre 2 milioni di euro il residuo attivo di bilancio 2020 per il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale approvato dai consorziati. Un anno che, come ha dichiarato il presidente Ambrogio Guiso, è stato orribile per i motivi che conosciamo, ma durante il quale abbiamo comunque lavorato per garantire il servizio ai consorziati, la prosecuzione dei lavori progettuali e di cantiere per le opere in programma e per continuare a mantenere per l'ente una gestione contabile virtuosa in grado di garantire le migliori
migliori condizioni per la base consorziata. Importanti anche gli interventi sui lavori pubblici. È stata completata la sistemazione idraulica del Rio Taddore ed il rifacimento della vasca di Capocomino. È in corso invece l'adeguamento dell'impianto di sollevamento in località Overi a Siniscola, così come i lavori per il ripristino della condotta irrigua principale a valle della diga di Macheronis, danneggiata dall'alluvione 2013. Per quanto riguarda la diga Cumbidanovu sul fiume Cedrino in territorio di Orgosolo, è stata indetta una gara pubblica di valenza europea, ha aggiunto Ambrogio Guiso, per l'affidamento della progettazione dei lavori di completamento, per i quali sono stati concessi nel corso del 2020 gli attesi finanziamenti integrativi di 24 milioni di euro provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Sardegna. Sono proseguiti poi i lavori di ampliamento della diga di Macheronis, sono stati attivati nuovi impianti irrigui a Orosei e collaudati diversi lavori come quelli che hanno riguardato la sistemazione idraulica del Rio Sologo e il sopralzo dell'argine a destro del fiume Cedrino ad Orosei. Il vescovo di Iglesias, Monsignor Giovanni Paolo Zedda, sabato scorso ha ufficializzato le nomine di nuovi parroci: Don Gianni Cannas è il nuovo parroco della Vergine della Neve in Piscinas, Don Giulio De Montis è il nuovo parroco di San Nicolò di Beata Vergine di Fatima e di Santa Maria di Montefracca in Sant'Adi e di San Giovanni Bosco in Terresoli, succede al compianto Don Giampiero Marungiu. Don Antonio Mura è il nuovo parroco della Vergine d'Itria e di San Giovanni Battista in Portoscuso. Don Marco Olianas è il nuovo cancelliere vescovile parroco di Santa Barbara in Nebida. Don Francesco Lai è il nuovo parroco di San Maurizio in Calasetta, subentra Don Giovanni Cauli che ha guidato la parrocchia per ben 59 anni. Andiamo avanti, dopo 23 anni riaprono al pubblico le aree archeologiche della necropoli punica e dell'acropoli di Sant'Antioco. Per l'occasione, venerdì 30 luglio, a partire dalle 10, presso la necropoli, settore nord, ingresso via Castello, si terrà una conferenza stampa di presentazione dei siti archeologici, tra i quali una delle necropoli puniche più vaste del Mediterraneo, alla presenza tra gli altri della soprintendente archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, la dottoressa Maura Picciau, la consigliera comunale delegata alla cultura Rosalba Cossu e la direzione del parco archeologico. A seguire i siti verranno ufficialmente aperti al pubblico in forma permanente. Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo consiglio di amministrazione del GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, che ha confermato in carica il presidente uscente Cristoforo Luciano Piras. Sentiamo il servizio curato da Francesca Rius. Il Consiglio, ricevuto il nuovo mandato dall'Assemblea dei Soci, ha visto confermati 5 dei suoi 7 membri, 2 quindi consiglieri uscenti, l'imprenditrice del settore turistico-ricettivo Emma Cosa e il sindaco di Masaina Sivo Melis. I 2 nuovi consiglieri sono Tiziana Cuccu, imprenditrice e proprietaria del birrificio Rubiu di Sant'Antioco, e Andrea Pisanu, sindaco di Giba e presidente dell'Unione dei Comuni del Sulcis. Riconfermato alla guida del CDA del GAL per i prossimi 3 anni Cristoforo Luciano Piras, che guiderà l'ente nel portare a termine i progetti in essere e le attività di questa programmazione europea, compresi nuovi impegni appena presi col territorio, come il nascente distretto rurale Sardegna Sud-Ovest. Sono grato al Consiglio di amministrazione, dichiara Luciano Piras, per l'impegno profuso in questi anni di lavoro e per la rinnovata fiducia nei miei confronti. Ringrazio in particolar modo i 2 consiglieri uscenti, l'imprenditrice Emma Cosa per l'importante lavoro svolto e il sindaco di Masaina Sivo Melis, che è stato in questi anni uno dei pilastri dell'ente. Ai nuovi entrati e all'intero CDA vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, ha concluso il presidente. Il Consiglio di amministrazione, organo decisionale del GAL, è costituito da 7 membri, 3 rappresentanti di imprese private del comparto agroalimentare e 3 della società civile, espressione del comparto agricolo, dell'artigianato e di altri settori relativi allo sviluppo locale, 1 della pubblica amministrazione.
Voltiamo pagina. Diversi camperisti e proprietari di tende che occupavano la pineta di Portoferro, anche con improvvisate cucine alimentate da bombole GPL, sono stati sanzionati dalla polizia locale di Sassari nell'ambito dei controlli contro il rischio incendi. Sempre nel weekend gli agenti sono stati impegnati su più fronti per rendere fruibili ai mezzi di emergenza le stradine di collegamento al mare, la cui transitabilità è spesso compromessa dalla sosta selvaggia. A Portoferro sono stati sanzionati poco meno di 100 veicoli, mentre ignoti vandali hanno divelto alcuni segnali stradali. Su segnalazione di alcuni cittadini allertati dal fumo è stato sanzionato il proprietario di un terreno per abbruciamento illecito. Parliamo di eventi nella terza parte del nostro telegiornale, sesto appuntamento questa sera con la rassegna Cinema sotto le stelle a Carbonia 2021. L'Arena Mirastelle del Teatro Centrale in Piazza Roma ospiterà alle 21:30 la proiezione di Pani Antigu. Da un'idea di Ornella Cogotti, Rosanna Collu e Alessandro Madeddu per la regia di Simone Antonio Manca. In un'alternanza fra passato e presente, la storia delle fasi di lavorazione della filiera del pane si intrecciano con le vicende della comunità del Medau desi Sorigusu. Due famiglie, quella di Catellina, benestante, fatta di proprietari terrieri, e l'altra di Lica, povera, i cui membri lavorano al servizio come pastori o braccianti, sono le protagoniste di questo mondo antico. La vita quotidiana non è segnata solo dal lavoro e dalla fatica, ma anche rallegrata dai giochi dei bambini e delle bambine, mentre ragazzi e ragazze colgono il momento del lavoro per manifestare con sguardi furtivi i propri sentimenti amorosi. In una coralità di sguardi e personaggi, uno spaccato di vita agropastorale degli anni 50-60 viene realizzato alternando momenti di fiction a riprese di tipo documentario. L'ingresso per lo spettacolo sarà gratuito, previo ritiro di un tagliando gratuito al botteghino che aprirà un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. In questi giorni vi abbiamo aggiornati sui risultati ottenuti dalle diverse scuole di danza del territorio che hanno partecipato ai campionati nazionali che si sono svolti nei giorni scorsi a Rimini. Ottimi risultati anche quelli ottenuti dalla scuola di ballo Imperial Dance e Fitness di Carbonia, dei ballerini Matteo Bernardini, vice campione italiano di Latin Style e Solo Latin, e di Andrea Garau, vice campione italiano di Latino Coppia. Numerosi gli allievi della scuola ad essere stati premiati. Valeria Pinna, arrivata sesta su 87 partecipanti nella categoria 15-16 anni, classe B per le danze latine. Sara Principato, arrivata settima su 18 ballerine, e Nicole Cani alla sua prima competizione nazionale, riuscendo a superare il primo turno nel samba. Ancora la piccola Camilla Mastino, che a soli 9 anni ha disputato un'ottima gara nel samba, cha-cha e rumba. Ottimo risultato anche per Enzo Fumagalli, che nella sua primissima gara ha guadagnato un ottimo secondo posto. Bellissima partecipazione anche per Miriam Sergi, Viola Pilloni, Miriam Lai e Marica Trudu. Proseguono gli eventi dell'estate masainese 2021. Dal 30 luglio avranno inizio le iniziative e le attività di svago organizzate dall'associazione Proloco Masainas. La novità è data dai grandi giochi in legno, serate di gioco per grandi e piccini con musica e popcorn per tutti per ricordare la storica manifestazione Masailand, spazio anche alla musica con Antonio Pani e Inur e il concerto dei mixtape di Paolo De Liso. Gli eventi estivi si concluderanno con la tappa ai confini tra Sardegna e Jazz il 29 agosto nella spiaggia di Solinas. Abbiamo cercato, ha sottolineato il sindaco Ivo Melis, di dare un piccolo segnale anche quest'anno, rispettando tutte le prescrizioni di sicurezza e in attesa che i tempi siano migliori per tornare ai fasti delle nostre sagre tipiche e degli eventi più partecipati. Cerchiamo di vivere un'estate il più possibile serena e accogliente per residenti e turisti, prestando sempre la massima attenzione. Chiudiamo con lo sport. La Torres e il suo direttore sportivo Andrea Colombino continuano ad essere molto attivi sul mercato. La società sassarese ha messo a disposizione del mister Alfonso Greco altri 4 giocatori. Si tratta di Giancarlo Lisai, sassarese classe 1989, le ultime 2 stagioni vissute fra Lecco e Arzignano. Il cagliaritano Marco Piredda, classe 1994, lo scorso anno al Carbonia. Il sassarese fuori quota Riccardo Pinna, per lui una conferma, è Werther Carboni, sassarese classe 1996 in arrivo dal Carbonia.
E con lo sport si chiude il nostro telegiornale odierno. Io vi lascio alle previsioni del tempo per la giornata di domani e a Noasa in Curzu, il nostro telegiornale in lingua sarda. Grazie per essere stati con noi e per l'attenzione. Vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro TG40. Grazie e arrivederci.